Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Ci siamo già occupati del SIF Est, ovvero i servizi idraulico-forestali, questo importante incarico assegnato a Veneto Agricoltura dalla Regione Veneto ancora ad inizio 2018. Abbiamo già visto con il dottor Federico Vianello, che era il responsabile, che è il responsabile del SIF Est, di cosa ci si sta occupando nelle province di Belluno, Venezia e Treviso. Quest'oggi invece siamo con la dottoressa Paola Virgilietti, che è la responsabile invece del SIF Ovest, vale a dire le altre province restanti del Veneto, vale a dire Padova, Rovigo, Vicenza e Verona. Grazie Paola per essere qui con noi oggi. Ricalchiamo un pochettino la pillola che abbiamo registrato con Federico Vianello sul SIF Est, però partiamo con una serie di altre domande proprio per capire, per completare un po' il ragionamento di questo importante, perché è importante questo incarico? Cominciamo proprio da qui. Perché è così importante questo incarico che la Regione ha assegnato a Veneto Agricoltura? Allora, la presenza dei settori SIF assicura una presenza veramente capillare sul territorio. Le nostre squadre, sia quelle del settore SIF Est sia quelle del settore SIF Ovest, operano nei vari territori, negli ambiti che riguardano le sistemazioni idraulico-forestali, con interventi che spaziano dagli interventi sui boschi agli interventi sui corsi d'acqua, assicurando quella manutenzione costante e continua del territorio che rappresenta la base per una difesa idraulica efficace. Quindi diciamo proprio la presenza di un'attività così legata al territorio ne assicura complessivamente la manutenzione. Riusciamo a dare, Paola, qualche numero, tipo quante squadre in questo momento sono al lavoro, quanti cantieri sono aperti, quanti operai, quanti colleghi in pratica sono coinvolti in questo importante lavoro? Allora, iniziamo dalla manodopera, perché gli operai rappresentano proprio la base del nostro lavoro e anche la base del successo e della riuscita dei lavori che facciamo. Sono 270 persone in tutto, più o meno, di cui 24 sono impiegati, sono direttori lavori e persone che si occupano degli aspetti amministrativi. Gli altri sono persone impiegate quotidianamente sul campo nella realizzazione delle opere e nella realizzazione degli interventi. Contemporaneamente nelle 4 province sono aperti mediamente 50-55 cantieri che lavorano praticamente su uno svolgimento per l'esecuzione di un numero equivalente di progetti. Progetti li riceviamo dalla Regione del Veneto e il prima possibile ci attiviamo per dargli corso. Qual è la principale tipologia di progetti che appunto di cui Veneto Agricoltura si occupa, il SIF si occupa? Allora, riceviamo progetti che spaziano dai progetti estensivi, che riguardano quindi le aree boscate. Nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, stanno assumendo sempre più importanza i progetti di carattere fitosanitario per prevenire i danni dal bostrico, soprattutto nelle aree che sono state interessate da vaia e dove è presente molto legno morto. Qui appunto ci sono questi interventi di eliminazione delle piante morte e un'asportazione del legno, di quanto viene prodotto dalle utilizzazioni, in maniera pronta per evitare la diffusione di questa patologia. Poi abbiamo interventi di sistemazione idraulico-forestali, molti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, con la realizzazione quindi di opere che vengono realizzate utilizzando il legno, il sasso, altri materiali naturali, integrandosi quindi molto bene all'interno del contesto paesaggistico. E infine abbiamo interventi di valorizzazione e gestione del territorio, soprattutto nella parte meridionale dell'area, quindi nella provincia di Rovigo in particolare, ma anche in provincia di Padova sui Colli Euganei. Sono interventi che sono finalizzate alla gestione complessiva del territorio, quindi con il recupero di aree di interesse naturalistico, il ripristino di queste aree, la realizzazione di rimboschimenti.
Andiamo in chiusura, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione. Paola, ti chiedo, sono passati 3 anni da quando Veneto Agricoltura si sta occupando appunto di SIF, di sistemazioni idraulico-forestali. Quali sono stati i momenti più critici? Allora, ripercorrendo l'anno che adesso sta volgendo il termine con una certa tranquillità, quest'anno che era cominciato con un'apertura dei cantieri anche precoce all'inizio di marzo, si è interrotto proprio all'inizio delle attività con questa emergenza che ha riguardato tutti, che è stata quella del Covid-19. Abbiamo dovuto interrompere i cantieri, però provvedendo da subito a cercare di organizzarci per poter riprendere quanto prima, perché nel momento in cui è stato chiaro che l'emergenza si sarebbe prolungata, che non si trattava di una chiusura di pochi giorni, abbiamo cercato di creare delle condizioni per poter riprendere a lavorare in sicurezza, proprio perché i nostri interventi sono interventi importanti per la difesa del territorio ed è difficile pensare di sospenderli completamente senza che questo non abbia delle conseguenze. Quindi anche collaborando, è stata una bellissima collaborazione con con i direttori lavori, con i responsabili della sicurezza, anche direttamente con i nostri operatori attraverso i sindacati, si sono messi a punto dei protocolli per consentire di riprendere quanto prima gli interventi. Nonostante questo c'è stata un'interruzione proprio in una stagione che è una delle più favorevoli per la realizzazione degli interventi e in qualche modo di cui le conseguenze ce le portiamo dietro adesso, perché dobbiamo completare questi interventi in una stagione che invece un pochino facilmente diventa più difficile, insomma, con piogge e precipitazioni che ostacolano gli interventi. Bene. Abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, ringraziamo la dottoressa Paola Virgilietti di Veneto Agricoltura, che è la responsabile, come abbiamo detto più volte, di SIF Ovest, le sistemazioni idraulico-forestali di cui si occupa appunto Veneto Agricoltura, un servizio davvero importante per la manutenzione del nostro territorio, sia montano che di pianura. Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima occasione.